Ringrazio Enzo dell'invito, anche perché io non è che pratico l'allenamento, cioè non lo pratico più da tanto tempo perché ho fatto altre cose, però diciamo ho avuto un po' la fortuna di iniziare a lavorare con i giovani velocisti negli anni '80, quando ero responsabile della velocità del Comitato Regionale Veneto. Poi ho continuato col Club Italia Nazionale intorno alla fine degli anni '80 e primi anni '90. Abbiamo fatto delle bellissime esperienze con le attività territoriali dal '93 al '96, poi ho seguito come capo settore della velocità. Ho sempre avuto l'idea che i nostri ragazzi andassero seguiti fin da giovani, per cui insomma credo di aver seguito l'attività giovanile della federazione per quanto riguarda la velocità, perché poi anche se sono stato responsabile della nazionale giovanile ho continuato un po' a seguirli fino al 2008. Poi dal 2009 al 2012 ho perso un po' i contatti e dopodiché naturalmente non ho più frequentato molto. Diciamo che nella mia ottica ci sono due problematiche molto significative da tenere in considerazione, e sono due aspetti che si incastrano in due momenti della crescita dei giovani dal mio punto di vista. Il primo è proprio quello del fatto di arrivare in campo e cominciare a fare l'atletica. Il secondo invece è quello di scegliere cosa fare. Questo vale un po' per tutti, mica solo per i velocisti. Nella mia esperienza io ho visto che una delle cose che mancano fondamentalmente nell'attività che viene fatta con i giovani è il rispetto della parte tecnica, perché molto spesso è quella che viene tralasciata di più. L'aspetto tecnico, e non perché il velocista corre e basta, come corre e basta il mezzofondista, ma non è vero che corrono e basta, fanno molto altro e devono fare molto altro. L'aspetto che viene sottovalutato moltissimo è l'aspetto tecnico per quanto riguarda proprio l'apprendimento della tecnica e la corsa, perché l'aspetto tecnico, se non lo imparano a questa età, cioè diciamo nella categoria cadetti allievi, poi difficilmente riescono a sopperire a quelle che sono le problematiche. Scusatemi, ma la mia voce è andata un po' di tempo fa. Riescono a sopperire le problematiche che vengono a crearsi sotto questo aspetto. La disomogeneità tecnica rimane nel tempo, e poi più avanti si va più è difficile riuscire a scardinare quelle che sono le problematiche che si innescano in questi momenti. E poi la corsa. Da quando ho iniziato a vedere i ragazzi fino agli ultimi momenti in cui li ho visti, l'aspetto legato alla corsa è divenuto sempre meno importante. Questi ragazzi corrono sempre meno, corrono poco. Diventano schiavi, fra virgolette, solamente delle esercitazioni, del fatto di fare la forza. La forza a livello giovanile serve solamente per sostenere la tecnica. Quando noi abbiamo creato i presupposti dal punto di vista della forza perché questa sostenga la parte tecnica, abbiamo già fatto tutto quello che si deve fare. Guardiamo più che altro invece a costruire quello che è l'aspetto generale dell'atleta, quindi la forza generale con quelle che sono le esercitazioni del preatletismo. Vittori ci ha fatto una testa così col preatletismo e aveva ragione, aveva una grande ragione sotto questo aspetto, perché il preatletismo ci dà la possibilità di usare il corpo e di imparare non solamente e di sviluppare non solamente la forza, ma di imparare anche quelle che sono delle esercitazioni che poi fanno parte del bagaglio culturale dal punto di vista motorio. E questo è un aspetto fondamentale. I giovani devono imparare a fare le cose
È come quando si va a scuola, e faccio sempre questo esempio: quando si va a scuola si parte e si impara a fare l'alfabeto, poi si imparano a mettere insieme le frasi, poi si imparano a mettere insieme i capitoletti finché si impara a fare il tema. E qui i giovani bisogna fare la stessa cosa, finché non imparano, se andiamo al tema subito diventa un caos. La tecnica è un aspetto fondamentale, imprescindibile e insostituibile. E accanto a questo la corsa, sapete quanti velocisti ho visto io, quanti duecentisti ho visto morire, nel senso buono del termine, morire perché alla fine la scelta è stata quella di fare la distanza più breve, perché è meno faticosa, perché si corre meno, perché si passa più tempo in palestra. E quanti di questi duecentisti potevano diventare dei quattrocentisti? Perché poi alla fine noi abbiamo avuto molto spesso dei quattrocentisti che erano dei resistenti, ma non erano dei velocisti. Guardate la storia dei nostri quattrocentisti, e vedrete che è quasi sempre così. Ma perché da giovani questi ragazzi non corrono, non imparano a correre, non imparano a sentire la corsa. Ne ho visti a decine di duecentisti formidabili dal mio punto di vista, che alla fine hanno scelto di fare i 100 metri. Perché? Perché si fa meno fatica, si fanno meno prove, si soffre un po' meno, è più semplice, è più facile, però non è quello che alla fine dà la possibilità di sviluppare il vero talento. E quanti quattrocentisti non sono riusciti a diventare tali perché si sono fermati prima. Quindi dal mio punto di vista, dei giovani, al di là degli allenamenti o delle metodologie utilizzate, che non possono essere tanto diverse da quelle che abbiamo visto scritte nei libri negli ultimi 20 anni, ma devono essere applicate dal punto di vista tecnico. La tecnica è fondamentale e imprescindibile. L'altro aspetto è quello legato al passaggio dalle categorie giovanili, cioè dagli juniores, alle categorie assolute. Troppo spesso questi ragazzi continuano a ripetere pedissequamente quello che fanno o quello che hanno fatto nelle categorie giovanili e non hanno un'evoluzione successiva. E invece l'evoluzione è fondamentale, non ci si può allenare allo stesso modo, come quantità, come intensità, non è possibile. La variazione, la variabilità deve essere fondamentale, soprattutto in un organismo che ha smesso le spinte della crescita. Quando noi vediamo dei giovani che fanno dei grandi risultati, non pensiamo che sia merito del loro allenatore, è merito dei genitori che gli hanno dato la possibilità di fare quelle cose perché sono geneticamente costituiti così. Ma la spinta della crescita, che intorno ai 16, 17, 18 anni finisce, per le ragazze anche un po' prima, poi deve essere sostituita dall'allenamento, perché altrimenti non si va da nessuna parte, non si evolve, non si cresce. E le scomparse sono dovute probabilmente, anzi sono dovute sicuramente per gran parte a questo. Poi mettiamoci insieme tutti i motivi che vogliamo. Poi è anche vero che farli allenare di più è difficile, perché bisogna motivarli, perché bisogna dargli le motivazioni, però quello è un aspetto che dobbiamo risolvere noi come tecnici, non lo può risolvere nessun altro. Dobbiamo motivarli, incentivarli a fare quelle scelte. Chiaro, pochi arriveranno, ma queste sono le basi fondamentali per riuscire ad avere un'evoluzione, altrimenti ci si ferma prima. E poi un'altra cosa, l'ultima, chi fa il tecnico non può imparare dai libri. Chi fa il tecnico deve imparare da chi lo ha fatto prima, perché il sapore, la conoscenza, la sensibilità si acquisisce
ascoltando, si acquisisce guardando, si acquisisce stando insieme a chi ha fatto le esperienze precedenti. Il passaggio è fondamentale. Io ho visto troppo spesso tecnici che si ritenevano in grado di far crescere i ragazzi perché si ritenevano capaci di applicare quelle che erano le fondamenta scritte sui libri, oppure quelle che pensavano, oppure ormai quelle che leggono su internet. Ma non è così. Io veramente auspico che le nuove generazioni siano in grado di assorbire e di far tesoro di quanto l'esperienza del passato ha fatto, magari mettendoci insieme tutte le cose nuove che ci sono oggi, che sono importantissime, che sono facilitatrici come lui che facilita la stessa roba. Però senza l'esperienza, senza la capacità, senza stare in campo vicino a qualcuno che ha avuto un'esperienza prima di te, che ti dà la possibilità di capire quali sono e di scoprire quali sono le sensibilità che un allenatore deve avere nel guardare, nel vedere, nel capire quali sono le cose fondamentali, non si va da nessuna parte. Oppure ci si arriva, ma in tempi molto più lunghi, e ci si scorna molto di più. Tutti noi, credo, io per primo, abbiamo fatto degli errori iniziando ad allenare o trovando dei giovani nuovi ma quelle esperienze che noi abbiamo fatto dobbiamo trasmetterle, e mi sembra che oggi come oggi questa cosa della trasmissione sia veramente finita, poco supportata anche, scusatemi se mi permetto, anche da questa federazione, non posso non dirlo. Per cui se noi pensiamo che l'atletica debba crescere e non debba morire come sta morendo in questo momento, dobbiamo far sì che la tecnica, i tecnici sviluppino il loro lavoro, che non è solo quello di stare in campo, ma è quello di discutere, di confrontarsi, di scornarsi, di azzuffarsi dal punto di vista verbale anche. Altrimenti ognuno sta chiuso nella sua piccola cappella e non si va da nessuna parte. Nella mia mentalità, quando ho fatto le mie esperienze come responsabile dell'attività giovanile e come direttore tecnico, quello che ho cercato di portare avanti è l'esperienza che abbiamo fatto noi qui nel Veneto dagli anni 70 in poi, che è stata quella di mettersi a parlare, di mettersi a discutere, di confrontarsi, di parlarsi e di stare in campo insieme. Ed è una cosa fondamentale, perché altrimenti non c'è crescita. Ecco, io posso anche terminare qui, poi naturalmente sono aperto a qualsiasi domanda. Io lo dico anche quando insegno all'università, faccio meno fatica e mi diverto di più quando mi domandano le cose che quando devo spiegare con le slide. Grazie a Francesco. Io sintetizzerei così. Lui ha messo l'accento su alcune cose importanti. Direi la prima è quello della tecnica, che è un aspetto qualitativo. Sono d'accordissimo con lui. Oggi purtroppo gli aspetti dell'allenamento sono solo diventati quantitativi. Quanti chilometri faccio, quanto faccio di quello, e non come sono fatte le cose. La seconda cosa essenziale che ha detto è quello del correre, la corsa, ha messo l'accento sulla corsa, ed è il gesto globale che fa capire ad un allenatore come poi deve intervenire nei vari particolari. Quindi prima vedo il gesto globale e poi i gesti, diciamo, analitici. La terza cosa che ha detto importante è quella della pratica. Per crescere come allenatori, io una scala che mi sono fatta è questa: prima bisogna essere bravi allenatori nella pratica, poi se sei capace, sei un bravo pratico, un bravo teorico, l'ultimo che deve allenare è il teorico, va bene? Quindi d'accordissimo con lui. L'ultima cosa, ricordo un piccolo episodio che lui forse non se lo ricorda, riguardo alle discussioni accese tra allenatori. Nel 1996 a Formia, una sera, io, lui, Tonino La Guardia, Giovanni Bongiorni,
urlammo talmente forte che alle 3 di notte quasi chiamarono i carabinieri, discussione tecnica.